Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 22 febbraio. Il tema, quello delle concessioni balneari, delle spiagge, è sempre molto acceso, visto che ormai sono 2 o 3 anni che tra Bolkestein, tra sentenze del Consiglio di Stato, tra sentenze del Tribunale, tra la legge regionale 33, per fortuna che è stata utilizzata nel Veneto, che ha messo in sicurezza tutta una serie di cose, ma poi anche il tema delle spiagge libere è diciamo, un argomento che viene spesso dibattuto. Allora, per esperienza personale di Chioggia, e comunque il Veneto ha una legge regionale che impone, tranne qualche deroga, mi sembra che Giorgio Belleno di Ascoli, mi sembra che abbia detto che a Jesolo ci sia il 10%, e impone invece il 20% di concessioni balneari, diciamo, di spiaggia libera in tutto il litorale. E anche Chioggia rispetta questo 20% e quindi ci sono zone abbastanza ampie di spiagge libere che possono essere utilizzate da quei cittadini, anche non solo chiogiotti ma anche veneti, che arrivano e possono utilizzare la spiaggia senza, diciamo, dover passare per, diciamo, gli stabilimenti balneari. Detto questo, il costo della pulizia e della sicurezza di queste spiagge libere, e quindi il servizio di guardianaggio spiaggia, perché se c'è una persona che sta male e poi succede qualcosa di grave, ovviamente questo non deve succedere, e quindi ovviamente c'è questo servizio di guardia spiaggia che viene tra l'altro pagato, il costo viene ripartito in parte dagli operatori balneari, in parte anche dall'amministrazione comunale. Detto questo, purtroppo constatiamo sempre che nelle spiagge libere succede di tutto. È vero che ci sono dei cittadini bravi che vanno in spiaggia, non sporcano, tengono pulito e poi non fanno cose che non sono previste dal regolamento della spiaggia, ma ci sono altri che sporcano. Alcuni tranquillamente in zona libera fanno quello che vogliono in tutti i sensi, e qui mi fermo. E non si può pernottare di notte, pernottano di notte. I venditori regolari fanno quello che vogliono, e ovviamente è difficile poter controllare tutto questo perché abbiamo delle spiagge molto ampie. Jesolo, forse il motivo che c'è questa deroga è che la spiaggia è molto, molto più piccola, quindi per dare la possibilità probabilmente c'è questa deroga. Qui le spiagge sono più grandi e le forze dell'ordine già non ce la fanno a seguire i servizi normali, e quindi ci troviamo puntualmente con le spiagge libere, ricovero di sbandati, sporche, e che fanno di tutto e di più, e il costo è a carico della comunità. Allora è il caso, l'abbiamo detto altre volte, abbiamo fatto l'esempio: se un locale non riesce a garantire il rispetto delle leggi e ci sono persone che si comportano in maniera illecita e i locali non riescono a mantenere l'ordine, arrivano al minimo la sanzione, ma poi arriva la chiusura, di solito 15 giorni, ma quando chi persevera addirittura viene tolta la licenza. Allora, se i privati che non riescono a far rispettare le regole chiudono, non si capisce perché la stessa cosa non succede con lo Stato. È un discorso che abbiamo già detto, e quindi sarebbe il caso di pensare seriamente a ridurre le spiagge invece del 20% a Chioggia del 10%, e quindi diventerebbe, innanzitutto si potrebbero più controllare, perché le forze dell'ordine invece di avere una zona più ampia avrebbero una zona più ridotta, e quindi probabilmente anche quelli che utilizzano le spiagge libere avrebbero più possibilità di goderle in tranquillità senza tante persone che invece non fanno più. Quindi noi la buttiamo là, speriamo. Noi abbiamo 3 consiglieri regionali, ovviamente di collocazioni diverse, e confideremo che portassero avanti questa istanza. Sappiamo benissimo che da un punto di vista di popolarità probabilmente non ha questo ampio, diciamo, consenso, però sarebbe da vedere, perché ricordiamoci che tra l'altro aggiudicando anche quel 10% di spiagge libere con la Bolkestein all'asta, avremo altri operatori, avremo altri investimenti, avremo altre persone che lavorano, e sicuramente non ci troveremo le spiagge nelle condizioni in cui ci troviamo ogni volta con la spiaggia libera. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina,
da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Ieri abbiamo parlato dello studio che sarà fatto sul litorale veneto per valutare l'accessibilità ai comuni balneari, studio che sarà reso possibile grazie a un protocollo stipulato tra Regione Veneto, Veneto Strade e Infrastrutture Venete che si rende necessario vista l'affluenza turistica nelle località balneari, in vista di eventuali miglioramenti. Il gruppo di lavoro che sarà costituito sarà coordinato dalla Regione e sarà integrato ad altri gruppi di lavoro già attivi avviati con ANAS e Rete Ferrovie Italiane. Analizzerà, oltre le principali direttrici, anche le infrastrutture non stradali che possono essere significative per il turismo, come i percorsi cicloturistici. Saranno analizzate anche le connessioni con i principali hub di trasporto, come gli aeroporti, le stazioni ferroviarie. Saranno interessate dallo studio le reti viarie e navigabili, flussi turistici via bus o via treno e i vari sistemi di integrazione modale. La ricognizione sarà studiata sulle infrastrutture e sui sistemi di trasporto già esistenti, analizzando le criticità e le strategie di intervento più opportune per migliorare la viabilità di accesso al litorale veneto, dal Tagliamento al Delta del Po. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, molto fiducioso, si è già detto felice per i benefici che questo studio porterà alla nostra città, ricordando le potenzialità del vertiporto, che resta il suo sogno nel cassetto, sul quale Chioggia ha per il momento investito molte risorse. Dare quindi la possibilità al turista di giungere a Chioggia non solo in auto facendo molta fatica a trovare un parcheggio, non solo in bus facendolo scendere in mezzo a una strada, non solo in treno che al momento non abbiamo, ma farlo giungere a Chioggia anche grazie ai droni, con collegamenti dalle principali città del Veneto. Pensare quindi non solo alla variante della Romea, afferma Armelao, ma anche al trasporto del futuro. Parliamone del trasporto del futuro, quello della prossima estate, non serve andare tanto in là nel tempo. Pensiamo ai turisti che giungeranno a Isola Verde e che ogni tanto vorranno arrivare a Chioggia per farsi un giro in centro. Utilizzeranno i bus a chiamata con tutte le problematiche che sta manifestando il servizio o aspetteranno la domenica quando bus dalle frazioni non ce ne sono per arrendersi e decidere che andare in centro non è così indispensabile. Certo esiste il servizio taxi che non ha lo stesso costo di un bus e che probabilmente non fornisce un numero di vetture sufficiente per rispondere a tutte le chiamate che si potrebbero prevedere. È giusto che ogni amministrazione abbia una visione, ma la visione non deve sostituire i fabbisogni della popolazione, le esigenze primarie, incluse la mobilità. È comprensibile che ogni amministrazione voglia lasciare un segno tangibile del proprio passaggio. I segni che sta lasciando questa amministrazione faranno parlare per molti anni a venire. Certamente la convinzione del vertiporto sta facendo parlare tanti e non in maniera positiva o propositiva. Davanti ai tanti problemi che l'amministrazione non sta affrontando, trasporto pubblico carente, strade ridotte a gruviera, solo per dire i più citati, l'esortazione che viene fatta è solo una: sindaco, vola basso. In questi giorni ci sarà questa svendita, questo svuota tutto sulla merce esposta e anche su quello che ho da magazzino. Perché? Perché ci sarà la nuova collezione 2025 che ti farà sbalordire. Dunque in questi giorni potrete approfittare delle promozioni che ho e dunque fare il vostro affare migliore. Però fra qualche settimana arriveranno anche tutti i prodotti nuovi e ci saranno importanti novità. E allora vi aspetto qui nel mio negozio. In questi giorni, appunto, come vi ho detto, farete il vostro affare migliore. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo. Vi aspetto. C'è un interessante comunicato per quanto riguarda l'autorità portuale che parla della crescita dei porti veneti, in particolare di Venezia col più 3,5 e Chioggia addirittura con un 8 più 8,%. Una cosa veramente... Allora, il 2024 si chiude con dati positivi per i porti veneti. Grazie a un quarto trimestre particolarmente dinamico, il porto di Venezia registra un incremento del più 3,5% nelle tonnellate movimentate rispetto all'anno precedente.
c'è un incremento appunto passando da 23 milioni 271 129 a 24 milioni 104 358. Ancora più marcata la crescita del porto di Chioggia, che raggiunge 813.415 tonnellate con un aumento del più 8,8%, trainato soprattutto dal comparto General Cargo più 42,7%, con particolare rilievo per la componente siderurgica. A Venezia si registra un incremento significativo delle rinfuse solide, 5 più 5,8%, con performance notevoli nel segmento dei mangimi, più 37,2%, dei prodotti chimici, più 41,2%, e dei minerali e cementi, più 28%. Quest'ultimo settore ha beneficiato della recente concessione della società Veneta Cementi, che utilizza un accordo sul canale Brentella per lo sviluppo del mercato. Questi risultati hanno consentito di compensare ampiamente la flessione del traffico di carbone in lignite, meno 43%, determinato dalle politiche energetiche nazionali. Il traffico General Cargo si mantiene sostanzialmente stabile, meno 0,4%, mentre positivo è l'andamento del RoRo più 3%, segnale della vitalità dei collegamenti intramediterranei. In lieve calo il traffico dei container, meno 2,5%, a causa dell'instabilità dello scenario internazionale, influenzato in particolare dalla crisi del Mar Rosso, che continua a avere ripercussioni sui costi del nolo. Sul fronte dei passeggeri, Venezia registra una flessione del traffico dei traghetti del trasporto locale, meno 32%, mentre cresce il settore delle crociere, più 7,7%, con 547.587 crocieristi nel 2024. A Chioggia, nonostante una leggera flessione, si conferma una presenza di oltre 49.754 passeggeri. I dati sul traffico 2024 confermano la ripresa dei scali lagunari, afferma Fulvio Nino Di Blasio, presidente dell'autorità del sistema portuale del Veneto, grazie a un piano di investimenti strategici da oltre 1 miliardo di euro, l'ottimizzazione dei fondi PNRR e nuove concessioni basate su piani industriali ambiziosi. L'autorità ha svolto un ruolo chiave nel rilancio del sistema portuale, il sostegno alle imprese insediate e l'attrazione di nuovi investimenti, grazie anche all'introduzione delle procedure semplificate ZLS, hanno permesso di consolidare il recupero in settori chiavi come la siderurgia, l'alimentare e il turismo crocieristico. L'andamento positivo conferma il ruolo strategico dei porti veneti nel programma nazionale, segnalando un'importante fase di crescita e consolidamento delle attività commerciali e turistiche. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. La città è rimasta scossa dalla tragica morte del giovanissimo operaio nel cantiere edile di Sottomarina, un dramma che si è consumato ieri mattina. Una giovane vita spezzata sulle cui eventuali responsabilità stanno indagando gli enti preposti. In tanti hanno espresso vicinanza alla famiglia e cordoglio. È intervenuta anche la CISL Venezia, che porgendo il proprio cordoglio alla famiglia del ragazzo deceduto, ribadendo che non si può morire in questo modo. Nonostante si debba attendere l'esito delle indagini, non si può più parlare di fatalità. Si tratta del secondo grave episodio accaduto nel veneziano in pochi giorni, dopo la caduta da un'impalcatura di un operaio nel Noalese, solo di qualche giorno fa. La formazione, afferma Dario De Rossi della segreteria della CISL Venezia con delega alla sicurezza, non è un lusso o un costo. Le morti sul lavoro non sono accettabili e servono maggiori controlli. Questo lo si chiede come organizzazione sindacale. Serve investire nella formazione e nella prevenzione, continua Andrea Grazioso, segretario generale della Filca CISL Venezia, intensificando i controlli, coinvolgendo dipendenti e datori di lavoro nella promozione della cultura della sicurezza, che non deve essere vista come un costo ma come una priorità.
Presente assieme ai soccorsi e alle forze dell'ordine ieri mattina era anche lo Spisal, come deve essere quando si tratta di infortuni sul lavoro. Ieri si è sentito tirato in ballo dalle dichiarazioni della consigliera regionale Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, preso in mezzo in una strumentalizzazione politica, in quanto la stessa consigliera ha sottolineato il suo arrivo sul posto dopo che è accaduta la disgrazia e non prima, incolpando di ciò la Regione con la sua apparente mancanza di volontà di investire nel settore. Prevenzione e formazione sono le attività che fanno da caposaldo nel modo di operare dello Spisal, coinvolgendo le imprese nel territorio, afferma quest'ultimo, non solo il controllo. Per la carenza del personale si provvede con concorsi e mettendo in pratica azioni possibili e compatibili con le normative. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 22 febbraio, è la farmacia al mare in via San Marco a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Bo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.